Buongiorno a tutti, io sono Tiziano Furlano, insegno inglese all'Inusio di Codroi. Io sono parte del gruppo di coordinamento della Lavagna Plurilinguale e dagli ultimi senso sono stato un po' da ora alle parti di organizzazione delle fotografie linguistiche che è presente in voi. Perché che non avessi di sapere c'è roba che le fotografie linguistiche, è un scandai che noi proponiamo ai studenti des primes di tutti gli istituti superiori della provincia di Udine, ma che stanno a vedere si arriva anche a una scuola di Gurizze. E in questo questionario noi domandiamo quali lingue che gli studenti favelin dai diversi contesti delle loro vite. Che stanno il questionario che al participo io manco con l'inizio dell'anno scolastico e che vincerà a torre fin di novembre ha avuto 1270 risposte, 1270 studenti di prima superiore di 11 istituti che hanno aderito al progetto e in un po' di poi di che vi l'hanno passato, ma insomma di quanto si impartisce con le nuove piattaforme, con le nuove modalità, insomma vi un buon numero di studenti, anche se vedremo dopo e potete arrivare a vedere anche qualche dono. Quel che vedete che è l'elenco degli istituti partecipanti. Gli istituti che ho segnato in rosso sono che sono entrati che stampe prime volte, quindi il liceo di Udine, il Copernico, il Marinelli, il Marinoni, che stanno a Ponte vinvuto per prime volte le adesioni dall'Isis de Basse Furlane, che ha la sede principale a Cervignan, ma ha anche sede staccate a Palmegnove e San Giorgio, e l'Istituto Galilei Fermi Pacassi di Gurizze. E dopo Tumiece, il Paschini l'Inusio, l'Inusio di Codroi, per il Magrini Marchetti di Glemone. Chi vedesse un po' le distribuzioni geografiche, anche se chiaramente che chi è le distribuzioni geografiche delle scuole, che quindi non us dis dal DUT quelle che è le distribuzioni dai studenti. Però, insomma, il rivin di Tumiece fin a Cervignan, insomma, e cuviergin gran parte delle province di Udine. Le prime domande che fasin in questo questionario è semplicemente quali lingue che si favelin in famiglie di solito. Tal nostro questionario noi ponim come risposte predefinite le 4 lingue che hanno una presenza storica in Friuli e l'inglese, ma che gli studenti hanno la possibilità di inserire ciò che hanno voi, quindi lingue, dialetti, varianti, duce che hanno voi. Questo è il grafico riassuntivo, come che vedete, il 90% chiaramente dichiara di favela italiano, le presenze dal Furlan e le seconde lingue poi favelate e al 39% medio tra i studenti tra i studenti delle prime superiori. E dopo viene davanti, insomma, viene tante altre lingue favelate. Le scuole lì che si registra una percentuale più alta di studenti che favelano in Furlan e il Magrini Marchetti di Glemone lì che si arriva al 60% e dopo l'Antiu, insomma il 53% a Tumiece e così in davanti fin a comunque un 27% di studenti che dichiarano di favela Furlan a Chiase dall'istituto di Gurizze, insomma. Chi non mi soffermerai poi di tanto vedere le sioretà di lingue che i nostri studenti dichiarano di favelare, come che vedete lingue europeane, africane, asiatiche, dialetti, italiani, insomma, è veramente un po' di tutto. E le robe di tignaments e se sei stato attenti avete veduto che le percentuali non arrivano al 100% perché chiaramente
gran parte dei studenti e dichiara poi di una lingua. Poi da metà dei studenti e dichiara, insomma, di se in un contesto lì che si fa in due o più lingue in famiglia. Nome il 45% al dichiara di fare una lingua sole in chiesa. Le seconde parte dal questionario e va a domandare un po' più tal specifico c'è lingue che si fanno in diversi contesti di vita dei studenti, che è il familiare, le scuole, il contesto sociale di vita del paese e dai rapporti con gli adulti, e le ultime domande, le ultime serie di domande riguardano invece i media che gli studenti e consumi, quindi televisione, internet e così in avanti. Come che vedrete di chi in avanti, noi abbiamo due serie di DAS per ogni domanda, perché le domande sono dividute in due domande parallele. C'è l'enge che il studente al fevele con le Mario, il pari e così in avanti, e c'è l'enge che invece che gli altri si doprano per fevela con lui. Quindi il dato che vedrete, le tendenze generali che vedrete, sono i dati in celestino, che sono le lingue operate dai studenti, e saranno sempre un po' più basse, perché magari le tendenze sono un po' più passive. Questo grafico nos mostra l'uso del furlan in famiglia, quindi vediamo che quei genitori si in su percentuale attorno al 20%, un po' di più coi paris che con le smaris, coi fradi si sono attorno al 10%, mentre che une quote più significative dall'uso al furlan in famiglia riguarda i nonos, che sono anche le prime e anche chiaramente che altre serie di DAS e sono le prime figure di riferimento per l'uso al furlan, sia in maniere attive che passive. Anche qui us farai di velocemente le prossime diapositive, che comunque le predominanze è che dal italiano il confronto, no? Per ognuna di queste fasi nos mostra che l'uso dell'italiano resta predominante, però vedete che con le generazioni poi da insomma, è un dato non di poco, e anche chi i poi attenti tra di voi si vedrà anche i DAS e fasi in più dal 100%, perché sono casi di plurilinguismo in famiglia, insomma. Fur di chiesa dal contesto sociale, i numeri nos mostrano un quadro che è a vonde simile a quel che vi ho veduto, quindi dal gruppo di amici, di coetanei, e sin sempre un po' per sopra dal 10%, e il numero è lo stesso, gli studenti dichiarano che loro e gli amici con loro doprano il furlan a questo livello. Dai negozi e lì su percentuali più basse, anche qui le ultime domande che riguardano le lingue che le int adulte dal paese e ad esempio in generale dal contesto sociale, poi d'ogni, insomma, arriva d'ogni dal 40%. Il furlan è anche in modo prat, si sente anche in modo favela in paese, anche se i studenti, come che vedete, sono attorno al 20% che lo doprano attivamente dai contesti sociali. Anche qui vediamo che l'italiano resta ovviamente le lingue dominanti, e cominciamo a vedere però anche dai gruppi di amici che le presenze dall'inglese come lingue doprade anche te vite quotidiane, che lo vedremo anche miglior più in avanti. Ecco, lì che secondo me è vin di fermarsi un momento e fa una riflessione a lei è il dato dall'uso del furlante scuole, lì che i numeri si calino un'evore, e in generale sin su percentuali che sono so dal 10%,
e soprattutto sia tra coetanei che cui insegnanti e in percentuale sono nevore basse. Il Furlan ha alziato un nevore di resistenze dal mondo scuole. E che secondo me è un punto lì che va fatta una riflessione, se lo metti in d'ogni dai numeri che vi veduti prima dal numero dei studenti che dichiarano di fare la Furlan. Altri dati su cui bisogna fare una riflessione, anche se si spiega facilmente con le poche occasioni forse che gli studenti hanno di accedi a fonds che sono scritte per Furlan, chi vede i mezzi di comunicazione, quindi c'è l'anche che gli studenti doprino al esclamate con gli amici, sulle chat per email, e in celenghe che sono scritte, in celenghe che sono i programmi televisivi e le serie che chialin, e celenghe che doprino su internet. E il Furlan chi ha là una presenza nevore ridotte, vedete sono ridotte le ultime sparse, le fasi celestine, le percentuali dal Furlan, chi ha l'inglese, che al fas, insomma, ha una presenza nevore più importante dall'italiano, anche perché le offerte che gli studenti possono inchiattare è un lavoro limitato. È significativo che anche su internet, condotto che cominciano a avere qualche canale, qualche creatore di contenuti che lavora sul Furlan, ma anche non riviene a raggiungere i giovani in percentuale rilevante. Le ultime parti dai DAS riguarda le autovalutazioni delle competenze. Cioè voglio dire, in queste serie di domande noi domandiamo ai studenti di darsi un voto che va di 0 a 10, test 4 competenze, quindi comprensione orale e comprensione scritta, o capisco anche mi favering e o sai lei per Furlan, produzione orale o sai favelà, produzione scritta o sai scrivi. Noi domandiamo anche chi di autovalutarsi in tes lingue che sono storicamente presenti, quindi italiano, Furlan, sloven e tedesco, anche se le percentuali da sloven con i nostri campioni sono un'evore basse. L'inglese che alle par de scuole dall'obbligo, quindi arriva a 2, e dopo anche chi però i studenti possono autovalutarsi in altre lingue che desiderino insegnare, con percentuali che però sono un'evore basse e quindi viene lasciato un po' fuori dal confronto. E il voto di 0 a 10 dopo nos permette di mettere i studenti in fasi di competenze, quindi viene una competenze, o meglio, nessuna competenze, tal caso di valutazioni che vanno di 0 a 2, una competenza iniziale se le autovalutazioni è fra il 3 e il 5, intermedie 6 e 7 e dopo competenze avanzate dal voto in su. Chi le robe più interessanti secondo me all'avvio dicevo che i studenti si autovalutino in maniere relativamente positive te par de comprensione orale, mentre che è data al value da che altre competenze e in particolare alle un'evore basse te produzioni scritte. Per capire meglio, se no di quel dato qui e gli avvin i studenti che si sono autovalutati col 0, che indica che non conoscono le lingue, e fanno una media di c'è voto che si sono dati, e vediamo, quindi che è il voto medio che i studenti si danno di avanti che hanno detto di non sapere parlare le lingue, le medie dai voti si è attorno al 7 per comprensione orale
e va io per comprensione scritte e per produzione orale e arriva nome a un 3 medio per produzione scritte. Questa è un dato che altorne anche empiricamente con insomma, risposte che vengono dai studenti anche proponendo attività, no? Il fatto di non sapere scrivere per Furlan è una roba che viene segnalata e che spesso gli studenti domandano, insomma, quando si propone di fare qualche attività che c'entra col Furlan. Per fare un confronto con che altre lingue principali e tenendo conto anche diciamo che gli studenti si autovalutino, le medie di autovalutazione sono vore alte per l'italiano e anche per l'inglese. Diciamo che le valutazioni medie che gli studenti si danno in inglese è più che positive e mi sembra di forse non sempre in maniera che risponda alle realtà. Sul tedesco, che comunque è una lingua che viene insegnata alle scuole, e vin una valutazione più conservativa perché resti attorno al 5 e il Furlan al marchio proprio questa differenza tra il Furlan fevelato e ascoltato e il Furlan scritto. Ecco, è l'ultimissimo dato che vinci a riguardo l'età a cui gli studenti e cominciano a fevelare le lingue. Allora, senza la massa chi i dettagli, la gran parte dei studenti dichiara di fevelare, cioè di avere comunque l'italiano come lingua che imparano fin di piccolissimi, dai 0 ai 3 anni, come vedete questa grande fase blu qui e indica che è il Furlan è un po' più distribuito e viene un effetto di studenti attorno al 30% che dichiara di non saperlo proprio, di non averlo mai imparato e di non avere proprio nessun tipo di competenze, mentre che gli altri dai 0-3 anni in su e sono un po' più distribuiti. Quindi il punto di contatto col Furlan non è necessariamente che il de famiglie, al posto arriva anche dopo, in maniera differente rispetto alle lingue che si fanno regolarmente dal contesto scolastico. L'inglese e il tedesco che vengono insegnati di solito a partire da scuole elementari e da scuole medie lì che è insegnato. Quindi anche questo dato che ci dice che il Furlan all'entre di consapevolezza dai studenti magari in momenti successivi a quel de primissima infanzia al possei un dato che si può intercettare in qualche maniera. Io ho finito con le letture dei DAS, ho una velocissime osservazione che ho di condividi approfittando di questa occasione prima di lasciare le parole al professor Zanello che è queste. Le province di Udine sono 23 istituti superiori pubblici. Se si slarghin alle intere province di Pordenone e Gorizia arriviamo sulle quarantine. Di queste 40 scuole noi arriviamo a raggiungere personalmente quasi 20 istituti che sono stati contattati che stanno per partecipare alle fotografie e di questi 20 e si arrivati a 21 che hanno partecipato attivamente. Che perché che c'è che succede spesso è che noi dentro i istituti e vin un singolo insegnante che si chiappa l'incarico di partire in davanti il lavoro e che si chiatta spesso a di lavorare a parte insomma alle tante attività che si fanno in te scuole, ma a di sostenere un progetto come questo in tutto il complicato iter che è all'interno delle scuole per realizzare i progetti. E questo vuol dire anche che però se per qualsiasi motivo un anno e il nostro insegnante di riferimento non è disponibile, una scuola intera e resta fuori. Le mie speranze sarebbero che derivate dal corso dei prossimi science, insomma, come che si incresciuti in che Jainski un po' alla volta a raggiungere tutte le scuole de province di Udine e slarghiarsi magari anche al di fuori, sares furlanofones di queste altre province e a fare in maniera che queste proposte di fotografie arrivi là in davanti, insomma, a stare in pins
e a diventare un appuntamento che le scuole si conoscono e di cui insomma e riconoscono anche l'importanza, senza bisogno di sburtarsi quintri questo grande macchinario che è le scuole pubbliche. Dopo si può arrivare, come che vi invuti in anni passati, a raggiungere tutti i giovani che sono insomma te formazioni, quindi sono anche istituti privati, sono centri di formazione professionale che non sono scuole ma che comunque hanno dentro una buona parte di studenti e così via. Io us ringrazio per avermi ascoltato fin qui, o se voi che mi fermi su qualche dato su cui io sono passato velocemente e vi, insomma, come che avete veduto, tanti dati, tanti numeri di analizzare, e io volutamente non sto là dentro di un'interpretazione dai dati, ma nome di una presentazione di fotografie. Se non le altre io passerei le parole a Gabriele.